Telespettatori di Antenna 3, buonasera, ben ritrovati con l'edizione straordinaria dei nostri telegiornali, ancora per aggiornarvi sull'emergenza coronavirus in Veneto. Diamo un'occhiata rapida a quelli che sono i dati di questa mattina per quanto riguarda i contagi, o meglio i casi positivi e i ricoveri. In Veneto siamo arrivati a 15.374 in totale i casi positivi, con un incremento di 155 casi rispetto a ieri sera, scusatemi. Di questi 10.618 gli attualmente positivi, 1.026 deceduti nelle strutture ospedaliere ed extraospedaliere e 3.730 i negativizzati. Scende a 13.489 il numero dei soggetti in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda i ricoveri, erano 1.359 questa mattina, con un incremento di 4 pazienti rispetto al bollettino di ieri sera, 197 in terapia intensiva con 3 pazienti in meno, 288 i negativizzati e i dimessi 1958, dimessi invece nelle strutture territoriali 85, 150 invece quelli ricoverati nelle strutture territoriali, ed è cresciuto purtroppo anche stamattina il numero dei decessi a 877, con 8 in più rispetto al bollettino dell'azienda Zero di ieri sera. Aspettiamo di vedere anche l'andamento a livello nazionale, con i dati che quotidianamente vengono dati in conferenza stampa dal capo della Protezione Civile Nazionale Borrelli. Intanto si parla sempre di più, proprio alla luce di questi dati che in qualche modo incoraggiano, danno fiducia per il calo, un alleggerimento dei pazienti negli ospedali e soprattutto nelle terapie intensive. Si spinge sempre di più verso una fase 2, quella di una riapertura. Sappiamo che l'ultimo DPCM scade il 4 maggio, oggi il governatore Zaia ha detto che per lui tutto potrebbe ripartire il 4 maggio, non ha escluso che qualcuno parta anche prima, quindi riapra prima di questa scadenza. Anche il ministro Patuanelli proprio ieri aveva così anticipato la possibilità di vedere già intorno al 20-22 aprile delle aziende riaprire i battenti, quindi anticipatamente rispetto alla scadenza del DPCM. Naturalmente questo è tutto in mano alla politica, parallelamente con la comunità scientifica che frena un po' quelle che sono le spinte in avanti, perché il virus c'è, i dati lo confermano, non è assolutamente finita l'emergenza, anzi, quindi è necessario fare attenzione, mantenere quelle che sono le misure di sicurezza e tutti gli accorgimenti che sono necessari in questo momento. Proprio per questo, proprio in previsione di fase 2, si parla di riaperture differenziate per macro aree a seconda della diffusione del contagio, con un monitoraggio dopo 15 giorni per verificare la tenuta del contenimento e in caso contrario procedere a nuove chiusure. È l'ipotesi, da quanto apprende l'ANSA, su cui stanno lavorando gli esperti che dovranno fornire al governo, sappiamo della task force voluta dal Premier Conte, gli indirizzi generali per la fine del lockdown. Stando a questa ipotesi, l'Italia verrebbe sostanzialmente divisa in 3 macro aree: nord, centro e sud, in base alla diffusione del contagio. Ma la Regione Veneto ormai è da giorni che sta lavorando naturalmente in stretto contatto con la comunità scientifica, con la dottoressa Russo, per stilare quello che è appunto un piano delle ripartenze della fase 2. Nel pomeriggio l'assessore Lanzarin ha presentato alle categorie e alle parti sociali questo master plan, questo modello per le ripartenze. Ebbene, da quello che si apprende, è arrivato proprio pochi minuti fa, lo leggo insieme a voi, un comunicato della Regione nella quale si parla di un modello. In Veneto arriva un progetto e un manuale per ripartire in sicurezza. Arrivano il Covid Manager, quindi l'indicazione della Regione. Questo piano verrà poi messo a disposizione del governo per un piano complessivo, se possibile, a livello nazionale, quindi ogni azienda dovrà
individuare un manager responsabile per quanto riguarda appunto questa situazione, un decalogo comportamentale, una sperimentazione in 20 aziende con 3.000 lavoratori in totale, tutto con il supporto diretto della Regione. Riaprire sì il prima possibile rispettando i responsi degli esperti, ma anche creando le condizioni per un'estrema sicurezza sanitaria, prima di tutto per i lavoratori e per tutti coloro che a diverso titolo frequenteranno le aziende, dai titolari ai fornitori. E questa è la linea tracciata dal progetto fase 2, elaborato e definito dalla Regione del Veneto ed Azienda Zero, posto sul tavolo del confronto, come detto, con le parti sociali e convocato in videoconferenza oggi pomeriggio dall'assessore Lanzarin. Agli interlocutori la Regione ha chiesto di far prevenire a stretto giro le proprie osservazioni e suggerimenti allo scopo di poter inviare al Governo già lunedì l'intero progetto condiviso. Nel dettaglio ha 3 obiettivi questo progetto: supportare le aziende nella fase della riapertura delle attività produttive, definire una serie di linee guida di prevenzione per garantire la salute pubblica attraverso il manuale della riapertura, acquisire evidenze scientifiche realizzando un progetto pilota su una ventina di aziende del territorio. A proposito di manuale, questo manuale rappresenta un'evoluzione delle indicazioni internazionali e nazionali, e questo è quanto riporta sempre la nota della Regione Veneto, e le traduce in una semplice linea d'azione per aiutare le aziende a garantire la riapertura in sicurezza. Cosa significa? Che per farlo vengono attivate 3 particolari, diciamo così, linee guida, ovvero individuazione in ogni azienda, come detto, di un Covid manager come figura di riferimento dell'intero processo, e poi la definizione di un piano aziendale dei rischi Covid e la definizione e applicazione rigorosa di 10 indicazioni operative da attuare in azienda. E poi viene elencate quelle che sono le misure che vanno dal distanziamento sociale ai dispositivi di sicurezza, insomma una serie di misure che ogni azienda per ripartire in sicurezza deve adottare. Questo, come detto, è il piano elaborato dalla Regione. Stiamo cercando adesso di collegarci via Skype con Cinzia Bonan, segretario generale della CISL di Belluno Treviso, proprio per discutere di questo, ma anche per fare un po' quello che è il quadro della situazione dal punto di vista dei lavoratori, e per capire insomma quelle che sono anche le preoccupazioni in vista di una riapertura, perché insomma sono anche tanti coloro che ci chiamano in redazione in queste giornate in cui si parla di un lockdown che di fatto in Veneto non esiste più, perché gran parte delle aziende, vuoi per il silenzio assenso, vuoi perché rientrano tra i codici Ateco previsti dal DPCM, hanno di fatto ripreso. Lo si vede insomma anche sulle strade, autostrade, con il traffico, con i diversi camion che stanno viaggiando. Questo significa appunto che insomma, il lockdown come lo si è inteso all'inizio non c'è più. Per questo che anche il governatore Zaia ha ribadito che a suo dire già il 4 maggio si potrebbe ripartire. Questo però, sempre lo ha sottolineato il Presidente, tenendo conto di quelle che sono le indicazioni della comunità scientifica. E buonasera, ecco, abbiamo in collegamento Cinzia Bonan, e naturalmente della sicurezza che deve essere assolutamente garantita. Cinzia Bonan, una fase 2 che insomma si sta studiando a livello nazionale con questa task force voluta dal Premier Conte, che è al lavoro, e già ci sono queste prime indiscrezioni di creare delle macro aree a livello nazionale, e la Regione Veneto ormai da giorni al lavoro. Già emergono quelle che sono le prime linee di questo master plan regionale. Come vedete insomma questa voglia di riaprire, di ricominciare l'attività economica, che sicuramente sta risentendo pesantemente dell'emergenza in un territorio, quello del nord, che come abbiamo detto più volte rappresenta ha un peso importante sul PIL nazionale. Dalla parte dei lavoratori come viene visto tutto questo? Allora, è ambivalente la situazione, nel senso che è ovvio e evidente che i lavoratori che sono a casa oggi hanno la necessità proprio viscerale di tornare al lavoro, anche quasi negando appunto questo periodo che abbiamo appena passato come concetto di pericolosità che c'è appunto di ritornare a lavorare se non ci sono le condizioni per farlo, nel rispetto ovviamente della
modalità con la quale non andiamo a contaminarci gli uni gli altri, anche perché da una parte e dall'altra c'è estrema preoccupazione, perché lo stanno vivendo sulla loro pelle il fatto che appunto i dati ancora oggi non sono così rassicuranti delle contaminazioni, e la paura comunque di aver fatto un grande sacrificio che venga vanificato per questa ripresa c'è tutta. Noi stiamo avendo in questi giorni delle assemblee con lavoratori che sono richiamati dalle aziende che vogliono ricominciare, e gli assicuro che la preoccupazione sulla modalità con la quale si rientra in azienda da parte dei lavoratori c'è tutta. Di adottare tutte quelle misure, il distanziamento sociale, i dispositivi, è difficile attuare questi accorgimenti che sono però necessari nelle aziende, questo che è emerso dal confronto con i lavoratori? Beh, sicuramente è molto difficile da attuare, anche se poi si stanno tutti riorganizzando all'interno dei comitati aziendali, e qui parlo delle grosse aziende. Mi permetto di dire che certe situazioni che si vedono in giro, visto che poi è ripresa anche l'attività per l'estate e quant'altro, non è che le norme vengano rispettate perfettamente, sono più rispettosi i clienti dei supermercati che non chi sta oggi operando, ed è anche comprensibile perché fa caldo, perché la mascherina disturba. Allora dobbiamo anche tener conto che questi nostri lavoratori non sono abituati ad usare questi strumenti e li usano anche in condizioni particolari di lavoro, non in contesti d'ufficio, perché poi il caldo, la polvere, il sudore sono tutte situazioni ovviamente, e parlo di certe realtà e certe aziende, che li mettono in difficoltà. Ci vuole la massima prudenza, perché come abbiamo detto 20 giorni fa bisogna entrare nei posti di lavoro come si entra in sala operatoria, e bisogna insegnare ai lavoratori a farlo, e ci vuole tempo perché bisogna generare una cultura. Quindi oggi siamo purtroppo comprensibilmente tra l'incudine e il martello, perché noi che siamo già fermi da molto più tempo del resto d'Italia, perché ricordo che il primo decreto della Regione Veneto è del 22 febbraio, quello importante che ha chiuso l'Italia era del 22 marzo, e quindi noi abbiamo un mese di fermo in più, motivo per cui c'è la necessità viscerale di appunto riprendere. Bisogna essere assolutamente prudenti. Vi assicuro che gli organismi che stanno verificando oggi i dati della sanità non sono, ci dicono, soddisfatti, perché la curva delle contaminazioni rispetto al fermo che c'è stato non è ancora così soddisfacente. Dobbiamo ricordarci che non c'è una ricetta per uscire da questa situazione, noi siamo le cavie, perché quello che sappiamo oggi e per il quale oggi atteniamo dei comportamenti non lo sapevamo 15 giorni fa, non lo sapevamo un mese fa. Pertanto si sta andando avanti anche col sistema sociosanitario per capire, in base ai dati che si costruiscono giorno per giorno, come dare risposte e come garantire ovviamente alle persone di non contaminarsi, perché questo è il problema. Ecco, lei ha detto giustamente ci troviamo tra incudine e martello, nel senso che da un lato è necessario mantenere la sicurezza dei lavoratori, anche per, appunto, per non rovinare tutto il lavoro fatto finora, anche perché sarebbe drammatico ripartire e poi dover di nuovo fermarsi, per le aziende sarebbe davvero un blocco molto molto pesante. Dall'altro però c'è la necessità di in qualche modo far ripartire la macchina economica. Questo anche a luce del fatto che quello che ci dicono e quello che si capisce anche guardando un po' i primi paesi da cui è partito tutto, è necessario conviverci con questo virus. Aspettare che si esaurisca completamente è un'utopia non realizzabile, anche perché poi i modelli, almeno da quello che ci dice il governatore Zaia, i modelli dicono che ad ottobre o comunque in autunno potrebbe ripresentarsi. Quindi è necessario trovare una convivenza tale per cui non ci si faccia male. Sicuramente fin tanto che non avremo il vaccino, sperando che poi il virus non muti e pertanto anche il vaccino non sia una risposta adeguata, è ovvio che dovremo imparare a conviverci, e purtroppo Zaia quello che dice lo dice supportato da dati appunto che oggi abbiamo e che ci hanno messo di fronte all'amara realtà che non sarà una passeggiata neanche questi prossimi mesi,
per cui neanche l'estate, neanche il caldo saranno sufficienti a rompere questa catena. Probabilmente attenuerà i sintomi, si spera, perché è tutto ipotetico. Torno a ripetere, i dati si hanno man mano che stanno studiando il comportamento del virus e attraverso appunto anche i comportamenti della popolazione. Sicuramente adottare ovviamente i presidi, mascherina, i guanti monouso deve essere insomma una cosa che rientra nelle modalità con la quale si sta insieme, anche se distanziati, sperando che sia sufficiente, perché appunto a oggi nelle aziende dove lavorano per fortuna abbiamo una situazione che è abbastanza sotto controllo, non abbiamo situazioni di focolai all'interno delle aziende che lavorano, quindi questo ci fa ben pensare che si stanno adottando ovviamente tutti gli strumenti per tutelare le persone. È anche vero che stanno lavorando in un regime molto ridotto e quindi questo sarà anche un ulteriore problema, una ripresa sì, ma una ripresa che vedrà situazioni ridotte e parziali rispetto ovviamente a come siamo partiti. Ecco, Con anche qua dei costi non previsti impressionanti, perché poi è ovvio che anche tutti questi sistemi, insomma, ricadono sui costi delle aziende in maniera importante, però bisogna fare di necessità virtù e metterli in conto. Guardi, con tutta la preoccupazione del caso, noi stiamo lavorando appunto per far sì che chi riprende a lavorare riprenda anche con la coscienza. Stiamo mettendo in piedi dei mini corsi di formazione, perché come ci siamo detti tra di noi, per far cultura bisogna entrare costantemente e presidiare tutti, per cui ad ampio spettro, dai dirigenti sindacali, dai delegati nelle aziende, a tutti gli iscritti, invitandoli anche di utilizzare le ore di assemblea sindacale per far formazione sui comportamenti da adottare, che devono essere comportamenti seri, perché sappiamo che per negligenza, per leggerezza, si è portati appunto a sottovalutarli. quindi è importante che i datori di lavoro mettano a disposizione, ma che anche i lavoratori siano responsabili e quindi facciano attenzione e adottino loro stessi questi dispositivi quando ci sono e messi a disposizione. Insomma, quindi è importante una responsabilità reciproca in questo caso, fondamentale. È fondamentale perché appunto se i lavoratori non sono i primi a richiederli o non a utilizzarli per leggerezza, non possiamo dare la responsabilità sempre alle aziende, ed è per questo che noi diciamo che i lavoratori devono essere in primis che mettono in sicurezza loro e anche la loro famiglia, perché oggi per fortuna non abbiamo dati diversi sui bambini, ma ricordiamo che sono stati i primi a essere messi a casa. E allora questi lavoratori però quando tornano in famiglia si torna liberamente in famiglia nei rapporti consueti. Bisogna stare attenti fin tanto che non ci sono gli elementi sufficienti che ci possono rassicurare appunto che la cosa non prenda anche delle pieghe diverse di quelle che sino ad oggi abbiamo visto. Ecco, lei ha avuto modo di vedere un attimo questo piano presentato alle parti sociali regionali, quindi ai sindacati regionali, ha avuto modo di dare un'occhiata? Che cosa ne pensa, insomma, delle misure presentate? Ma guardi, allora sicuramente ho avuto modo di vederlo ed è un processo corretto. Quello di portare la temperatura a 37 credo che sia indispensabile. Le discussioni che facevamo è come può una persona che non è un medico capire se un 37,2, un 37,3 può entrare o no, e quindi insomma riportiamo le cose canoniche. Dopodiché nei processi appunto che la persona deve entrare con delle cose dentro in azienda, deve averne altre che lascia in azienda prima di uscire, è il percorso che fanno gli operatori delle terapie intensive e delle sale operatorie, e questo va adottato, pertanto su questo siamo assolutamente d'accordo. Adesso nel dettaglio la discussione sta andando avanti perché a livello regionale appunto sono in contatto e sono in attesa che cessi l'incontro appunto
che stanno facendo a seguito di quello avuto con la Lanzarin. So che lunedì ci sarà un incontro con gli industriali per andare avanti insieme, perché ovviamente è nell'interesse di tutti di garantire la massima sicurezza per partire, capendo che non sarà una passeggiata, ma sarà una lunga maratona, quella che dovremo affrontare insieme. E il presidente Zaia da qualche giorno dice ormai il lockdown in Veneto non esiste più, lo vediamo sulle strade, lo vediamo dal traffico. Avete anche voi la stessa sensazione che molte aziende, vuoi per il silenzio assenso, vuoi per abbiano riaperto i battenti? Ad esempio c'è una verifica della CISL del Veneto che dice il 17% delle aziende metalmeccaniche della regione con il silenzio assenso hanno ripreso l'attività. Avete anche voi questa sensazione per quanto riguarda la Marca Trevigiana, che in effetti il lockdown vero e proprio non ci sia più? Ma guardi, le aziende in provincia di Treviso sono 2000, quelle che hanno fatto la richiesta a ieri, e di queste quasi 200 sono state sospese, quindi ne abbiamo 1800, non sono tutte le aziende da una parte. Dall'altra so che ci sono tantissime domande in prefettura ferme, e quindi se le aziende ritengono che appunto basta aver inviato la domanda per aprire, è ovvio che qualche problema nei prossimi giorni ci potrà essere. Sicuramente quando si parla che la manifattura ha ripreso, bisogna chiarire che è prevalentemente la manifattura metalmeccanica, perché tutto quello che riguarda il tessile, a parte lo sport system o le aziende che si sono riconvertite, è fermo, il terziario è prevalentemente fermo, e quindi insomma se mettiamo anche fuori dal manufatturiero tutte le altre imprese che appunto sono comunque molto importanti e fondamentali per l'economia del nostro territorio, personalmente non vedo che sono tornati tutti al lavoro. Abbiamo ancora tantissime domande di cassa integrazione che stanno arrivando, richieste di proroga, e quindi ci sono ancora tantissimi lavoratori sospesi. Torno a ripetere, grossissime aziende sono ancora a casa, pensano di riaprire le prossime settimane, vedremo, ma complessivamente sì. E il settore metalmeccanico confermo che prevalentemente è in funzione, Le misure ma gli messe... altri un po' meno. Certo. Plastica, ok, plastica, chimica, non si sono mai fermati, ma va da sé proprio per la funzione che hanno Certo. all'interno appunto dei supporti anche dei presidi medico-sanitari. Ci ha appena detto insomma, che domande di cassa integrazione, insomma, la situazione è difficile per le aziende, per i lavoratori. Le misure messe in campo dal governo finora sono sufficienti, a vostro avviso? È necessario fare di più, mettere sul piatto ancora più risorse? Come ho detto in altre occasioni, si sta andando a navigare un po' a vista, nel senso che appunto sicuramente vorremmo tanto essere la Germania o la Francia, però sapevamo di non esserlo anche prima della crisi, per cui non è che i miracoli in tempi di carestia succedano. È ovvio che l'Italia ha messo a disposizione quello che c'era, le aziende lamentano effettivamente che la liquidità è ancora sulla carta ma non l'hanno vista. Per quanto riguarda la parte dei lavoratori, siamo rassicurati dal fatto che l'INPS di Treviso ha fatto un lavoro eccezionale per cercare invece di mettere in liquidazione in pagamento quanto prima le casse integrazione con pagamento diretto, e quindi anche noi staremo a vedere adesso cosa succede nel corso del mese di aprile, per capire se, come sempre, i pagamenti del mese si fanno a fine mese, per capire se i soldi arriveranno ovviamente nei prossimi giorni, perché questo è quello che ci interessa. La volontà di avere la necessità di far di più c'è tutta, con parsimonia, perché quando si sono messi a disposizione i soldi dobbiamo anche dire che in generale non è che siano stati usati bene. Sicuramente oggi abbiamo tante piccole imprese che, se non vengono aiutate, rimarranno ovviamente chiuse, ma non solo rimarranno chiuse, avremo degli imprenditori che non avranno neanche per il loro sostentamento, e quindi un occhio di riguardo sicuramente deve essere dato alle nostre migliaia e migliaia e migliaia di piccole e piccolissime imprese, perché sono quelle che oggi hanno meno voce di rappresentanza, però sono quelle che hanno più bisogno.
E rappresenta il tessuto sociale del nostro Più territorio in particolare. più importante, infatti. Io ringrazio davvero tantissimo Cinzia Bonan, segretario generale della CISL di Belluno Treviso, grazie per essere intervenuta e ci aggiorneremo nei prossimi giorni per tutte le novità. Grazie ancora e buon lavoro. Beh, sicuramente lunedì ne avremo in merito anche appunto a questo piano per la ripartenza più definito e condiviso anche con tutte le parti. Assolutamente, grazie ancora e buon lavoro segretario, grazie a risentirci. Dunque, in fase di lavorazione, certo, come ha precisato proprio il segretario, non è facile far combaciare queste due esigenze, quelle di ripartire perché è necessario e dall'altra parte però anche quella di garantire la sicurezza ed è fondamentale dei lavoratori. Adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità e poi torniamo a parlare di ripartenza dal punto di vista degli agricoltori. A tra pochissimo.